Buongiorno. Come potete capire fa freddo. Siamo a fine ottobre. Non so, ci saranno 5-6 gradi, non penso di più. Adesso sto andando a prendere il pappo e andiamo a fare la Venezia delle Nevi e andiamo su poi sì, a cavallo a Cansiglio, poi lui dovrebbe tornare a casa e io provo a fare il giro lui. Vediamo un po' come va. Non so se l'ho già detto, ma fa freddo, tanto freddo. Sono vestito metà e metà. Boh, spero che aumenti il caldo. Allora, rieccoci. Iniziata le salite del Castellat. del Castellat. Eh sì. Questa sembra no, ma pende 6-7% sicuro. 8. 8% ecco. Dritta come la marmolada, però la marmolada è 14-15. Questa è la differenza. Tradotto, abbiamo iniziato la Venezia delle Nevi. Non subito, fra un chilometro. Ma scusa, perché parte da dopo? Eh sì. Ah. Questa lì è dove la para. Ah, ok. Ecco, ho sbagliato. Vesti bene lì, sta mona, volevo comprare la bicicletta un po' di più, ma un po'. Comunque, fine ottobre, braga, maniche corte. Non male. Cambio di abbigliamento. Che sia quanto? 15 gradi. Adesso che sia quanto? 15 gradi? 16? Sarà finire. Oh, di più. Sì. Sì, boh, vero che sei in salita. Ma... Le gambe alla fine dell'ombra, Eh sì. Sì, non è che stai male, però è freschio dell'ombra. però decisamente se filmo il buco io. Che buco. Che bucone. Ma tanto profonda. Oh, sole. Comunque adesso che ho provato a accelerare un po' di più e si indurisce subito le gambe. Sì. Sì. E come da consueta abitudine, banana time. Banane pan. Banana time! Tempo di banana! 1, 2, arriverà. Eccola là. Bene, comunque siamo arrivati alla fontana. Fontana. Dura i piedi sta. Ma che è giusto lungo. Eh? È giusto. Sì. Posso dire una preghierina che ti dà un po' di forza? Che pace. Che benessere. E come scalda il sole. Peccato per la foschia. Tra l'altro sparì. Sì. Sì. Wow. Wow. Vieni cavallo.
c'ho ancora in braga e maniche corte, incredibile. Il papà torna giù che deve tornare a casa di corsa e noi proseguiamo. Rifacciamo il pezzettino di strada per ricongiungerci a quella di prima e poi si continua a salire. Adesso sono delle rampette belle dure, ma ci sarà anche un gran bel panorama. Che freddo! Porca vacca! Mi si sta a congelare le gambe. Ah, freddo! Orbene, è finita la pacchia. E se fino adesso dicevo che freddo, adesso dirò che fatica. Bella luce. Bene, qua stiamo continuando a salire, sono già a 1400 di dislivello, laggiù ci sono le antenne e la strada. Ammiriamo questo bellissimo panorama, non so se si vede ma c'è pure la luna lassù. Wow, non potevo chiedere giornata più bella. Guarda che colori meravigliosi, queste cose morbidose, colorate, soffici. Comunque sono le 13, devo darmi un po' una mossetta perché qua a fermarsi a far foto e a ciaccolare con le signore il tempo passa. Questo sì che è uno strapiombo. Basta, direi. Bello. Mi tremano le gambe. Soffro proprio di vertigini. C'è poco da fare. Devo dire che non si sta per nulla male. No. Adesso mangio, mi cambio e poi scendiamo un po'. Sono indeciso se prendere il bivio e andare a destra per la strada del bus del jazz che entra in mezzo al bosco, però mi hanno parato dei lupi e non so neanch'io, oppure proseguo la strada e poi mi metto sulla Candaglia. Non so. E si sta offuscando tutto qua. Si è tutto ingrigito. Vabbè, di là si andrebbe il bus del jazz, ma non me la sento. Faremo un altro giorno. Adesso andiamo in Candaglia. Adesso salitina breve per rimettersi sul sentiero che porta in Candaglia. Ci sono altri biker qua davanti. Prendiamo la strada della Candaglia dopo aver dato indicazioni probabilmente sbagliate a dei signori a piedi. Finalmente un po' di bosco. Olle, era ora. Che figo, che bello, che luci, spettacolare. Guarda qua, wow, guarda che figo. Prima della prossima discesa, ragguaglio chilometrico, sono 66 km, 1740 di dislivello, le gambe fanno male ma teniamo duro. Che spettacolo, che spettacolo. Oh. Che bello, che bello. Che bella, che spettacolo di luce
e di colore. So che ormai l'avrò detto 1.000.000 di volte, ma è veramente bello. Cavolo, che bello, guarda che macchie, che bello, che bello. Cacchio, mi sa che adesso questa è tutta all'ombra. Va bene, c'è un po' di gente, adesso qua un po' di piano e dopo si sale. Sono sempre in salita, le gambe mi stanno abbandonando. Sono nel sentiero qua nella strada del Taffarel, cosiddetta, a nord della strada asfaltata di Pianconsiglio, e qua c'è un po' di su e giù, non grandi cose, ma visto lo stato in cui sono, malissimo le gambe. Oh, tanta fatica e poi bam! Ok, credo che questo sarà l'ultimo sentiero di giornata. Bene, però deve essere bello. Cacchia che non c'è tanto sole, speriamo che non balli troppo la telecamera. Vediamo. Io non me lo ricordavo mica più, ma evidentemente è un po' scivolosetta qua la cosa, ma è cazzo, sembrano le sospensioni stupido. Muori un po' modesti. Di là è brutto, noi andiamo di qua, vedi che mi ricorda, puro freeride qua. Vai, ho sbagliato, forse sì, perché se devo prendere l'altra, vabbè, si miglioreranno. Senti le gambe. Questo sentiero qua l'ho scoperto un po' di anni fa, che seguivo un po' una traccia, un po' dei segnalia, e sono contento di averlo imparato. Ehi. Oh. 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 Bene. Superano l'improvviso. Allora, e adesso di qua. Salve, scusate. Una vita. Grazie. Grazie.
anche questa. Adesso di qua penso se picata. Wow. Cambio di decisione all'ultimo, visto che in Pian Cansiglia c'era tutta una colonnona di macchine, ho deciso di venire su di qua e fare la candaglia. Dai, adesso andiamo verso la Corsetta. Sono le 4:15. Molto bene. Wow, quelle foglie che cadono, ma che bello! Allora, siccome a fine giro ero veramente sfatto, concludo comodamente dal divano dicendo che ho fatto 122 km, che è il mio record in lunghezza, per 2006 di dislivello. Giro spettacolare, veramente molto molto bello, ricco di colori, l'autunno non delude mai, ho beccato una giornata fantastica e basta, ci vediamo alla prossima, ciao!